a tutti, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza, un saluto a tutti quanti, un benvenuto a tutti, permettetemi un benvenuto e un saluto particolare a coloro che sono collegati dall'estero, perché evidentemente sono nostri emigranti. Per il quarto anno abbiamo deciso di riprendere, anzi di continuare questo corso di familiarizzazione con la lingua bergamasca, e voi lo sapete che lo facciamo in collaborazione con il Ducato di Piazza Pontida, e qui alla mia destra voi vedete il Duca che poi interverrà, e invece alla mia sinistra, voi conoscete già chi ha seguito già il corso negli altri anni, la nostra professoressa Giusi Bonacina, che è del Ducato di Piazza Pontida, la quale terrà le lezioni. Tra l'altro con alcune novità, ma non sta a me dirle, sarà lei che vi preciserà le novità all'interno di questo corso. Voi sapete che il corso durerà fino a metà dicembre circa e siete pregati di frequentare le lezioni, perché con un numero oltre il 20% di assenze non possiamo riconoscere e dare un attestato di frequenza. Verrà dato solo quando le lezioni sono state seguite. Non ho ben poco da dire se non quello che per noi riteniamo che il corso di bergamasco sia una cosa importante, perché l'ho detto diverse occasioni, lo ripeto, le generazioni, ma credo che nelle interviste alcune di voi l'abbia evidenziato, le generazioni di una certa età, se qualche parola di bergamasco la parla ancora. Le nuove generazioni purtroppo no. E quando li incontriamo all'estero, a parte Botuvera che parla solo bergamasco, con loro bisogna parlare la lingua dove sono residenti. E questo invece io credo che sia importante, che mantenere il legame con Bergamo è indispensabile anche la conoscenza della nostra lingua bergamasca. Io mi fermo qui, vi auguro un buon corso, ci vedremo prima di Natale per gli auguri e i saluti finali. Se vi fossero problemi tecnicamente per quanto riguarda la lezione, la Giusi che poi interverrà, e per quanto riguarda invece la parte amministrativa burocratica, con Mauro Carminati che è il nostro segretario. Io darei la parola adesso al Duca, nostro collaboratore. Grazie, buonasera a tutti, ben ritrovati per alcuni, per altri invece che è la prima volta benvenuti a questo nuovo corso, il quarto anno, che il Ducato è molto contento di poter appunto accogliere la proposta dell'Ente Bergamaschi del Mondo, che ringrazio col suo presidente, perché ci dà questa possibilità di potervi incontrare tramite questi incontri anche a chilometri di distanza. È un modo per tener vivo anche nel mondo il nostro dialetto e con il nostro dialetto i nostri usi, i nostri costumi, le nostre tradizioni. Quindi buon corso a tutti, buon corso a tutti e tanti auguri anche alla professoressa che ha questo compito di tenervi collegati tutti lunedì sera ancora per un'ora parlando in bergamasco. Questo è un modo per tenerla viva anche da lontano, la nostra lingua. Buona serata a tutti. Bene, prima di dare la parola alla Giusi, il Duca mi ha ricordato alcune cose. Io so che per quelli che sono ad est, cioè vale a dire tipo l'Australia o i paesi, sera vi era la fiaccolata del santuario della Cornabusa, ha incontrato un nostro emigrante che è in Australia e giustamente dice ma non puoi spostare l'ora, perché dice quando là per me è l'1:30, io non mi alzo all'1:30 a fare il corso di bergamasco. Questo spiace, però ricordo che il corso viene anche registrato e le lezioni sono su YouTube dell'Ente Bergamaschi nel Mondo, quindi su YouTube www.bergamaschinelmondo.com potete andare a vedere la lezione. Poi magari col tempo valuteremo se fare lezioni specifiche per quei paesi. Ringrazio quelli invece della parte opposta a ovest, come l'Argentina, il Brasile, il Messico, che per loro invece a questo orario qui loro mangiano o hanno appena finito di mangiare. Comunque, grazie e do la parola a Giusy. Grazie Presidente.
Grazie a tutti voi, io vedo veramente delle facce che ricordo e mi fa veramente tanto piacere. Vedo anche, spero di vedere anche, in questo momento non le vedo, delle facce nuove e quindi benvenuti a coloro che non avevano mai seguito i nostri incontri prima. Questo è il nostro quarto anno e noi per 3 anni ci siamo occupati di letteratura, per cui i nostri incontri, non chiamiamoli lezioni, che non è bello, i nostri incontri erano sempre molto piacevoli perché alla fine raccontarci le storielle va bene, ci siamo anche molto divertiti. Qualcuno con me che ha fatto il Pinocchio, secondo me l'ha trovato anche molto gradevole. Qualcuno che l'anno scorso ha fatto i Röstek si è anche un po' divertito perché era divertente. Quest'anno affrontiamo un percorso un po' più in salita, è il percorso della grammatica e della sintassi, quindi non sarà così cercheremo di renderlo più piacevole possibile. E quando voi vi rendete conto che la cosa è noiosa, non fate altro che dirmi: no, figlia mia, basta. E cercheremo di affrontare la cosa in maniera un po' diversa e magari un po' più creativa. Ma partiamo subito. Io vorrei ricordare da dove arriva il dialetto bergamasco, perché poi noi diciamo sempre è il dialetto bergamasco, pensando che si tratti di una lingua parlata, di un gergo, ma non è così. Nella nostra storia noi abbiamo dei personaggi importantissimi, degli autori grandissimi che hanno steso la storia del dialetto bergamasco, hanno scritto pagine di letteratura bellissima, hanno preparato dei dizionari, hanno fissato delle regole dalle quali noi non possiamo prescindere. Parlare e scrivere bergamasco deve passare necessariamente attraverso quelle regole lì. Vi parlo di Giuseppe Mazza, ma di Antonio Tiraboschi, del nostro, per parlare del Ducato, del nostro Carmelo Francia, di Umberto Zanetti, del nostro Signorelli, tutte persone che hanno addirittura preparato delle grammatiche con delle regole che sono delle regole fisse. Quindi la differenza fra dialetto e lingua è proprio questa. Il dialetto è una lingua parlata, è un gergo. La lingua ha una sua parte scritta e ha un suo codice al quale ci dobbiamo attenere. Ecco perché noi possiamo dire con sicurezza che il bergamasco è una lingua. Allora, Giusy, prima che tu inizi la lezione, noi portiamo i saluti e vi auguriamo buona lezione, buon corso, ci vediamo alla 15ª lezione. A tutti, buon lavoro, grazie Giusy, tutto grazie tuo. a voi, perfetto. Permetti in centro. Grazie. Arrivo, abbiate pazienza, che io ce le anche rifatte, non posso permettermi di sbagliare sedia. Allora, vedo una signora che buongiorno, buonasera, non so chi sia, non me la ricordo. Annalisa. È Annalisa lei? Sì, eccola. Buonasera, sì, sono io. Perfetto. Allora, dicevamo. Io sono pugliese, però ho deciso di frequentare questo corso per imparare il bergamasco, dato che abito a Bergamo e il mio marito è bergamasco. No, è della Valle Magna. E della Valle Magna in particolare. Meglio di così si muore. Allora, dicevamo che il bergamasco appunto è una lingua con tutta una sua struttura, ma da quando si parla il bergamasco? Da tantissimo, da molto prima che nascesse l'italiano. Allora, il bergamasco, le prime parole di bergamasco le hanno dette i Celti. Torniamo, Tito Livio ci racconta che nel 587 avanti Cristo, quindi pensate quanto tempo è passato, dopo che le orde barbariche di Belloveso passarono le Alpi e si diffusero nel piano lombardo, furono subito seguite dai Galli Cenomani, i quali scelsero le terre fra il Brembo e il Serio. E qui cominciarono a chiamare con voci della loro parlata tutte le piccole comunità che si andavano formando. Quindi molti luoghi, molte località del nostro territorio trovano la loro ragione di essere proprio nella lingua celtica. Vi faccio qualche esempio. La nostra Bergamo, che noi in bergamasco chiamiamo
Qualcuno mi dice come chiamiamo Bergamo in Bergamo? Bergamum. Bergamo? Bergamo in italiano, in bergamasco? Bergen. 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 Bravissimi. Allora, Berghem somiglia molto di più alla Bergheim, che era dei Celti e che voleva dire luogo sul monte. La nostra Milano, che noi in bergamasco chiamiamo Milà, somiglia molto di più a Milheim, che è luogo fertile. Quindi vedete come siamo molto più vicini noi bergamaschi alla lingua celtica, ma non solo. Molti paesi, per esempio, a me viene in mente il paese di Bracca, che noi in bergamasco chiamiamo Braca. Braca viene proprio dalla lingua celtica, che voleva dire spuntone di roccia, e in effetti se voi andate a Bracca vi trovate in quel bellissimo percorso sotto le rocce che è Braca, spuntone di roccia. Altro paese, Parre, viene dal celtico par, che vuol dire luogo, campo esteso. Il nostro Serio, o il Sere, viene proprio dal celtico sere, che vuol dire acqua che scorre sotterranea. Pensate che proprio il Serio ha una parte che non si vede, ed è proprio questo. Ne troviamo degli altri, volendo cercare, ma non soltanto le località, anche gli oggetti di uso comune traggono la loro origine proprio dalla lingua celtica. Mi viene in mente, per esempio, io guardate, non mi sono scritta delle cose, quindi tutto quello che dico mi arriva a dirmi, io so qualcosa di più e io vi ascolto molto. Pieno viene chiamato Berla, e Ber è il celtico, una persona che cammina male, cammina storta, che ha dei difetti di deambulazione, viene chiamata in Val San Martino, più parole derivanti dal celtico. In Val San Martino viene chiamato persona che camminava male, Gardros, che vuol dire gamba storta. Quindi vedete che ci siamo proprio. Oppure il colostro. Pensate al colostro, il primo latte sia della mamma umana che della mucca viene chiamato, ma il pos per i Celti era il grasso, e non c'è dubbio che il colostro sia un latte decisamente più grasso e viscoso di quanto non sia il latte propriamente detto. Il giunco che i nostri antenati utilizzavano proprio per produrre i cesti che gli servivano come contenitori, il giunco viene chiamato sempre in Val San Martino magus, anzi magos, e viene dal celtico magus, che vuol dire pianta che viene dalle acque stagnanti. Faccio una corsa e arrivo al più o meno 200 anni prima di Cristo. Qui arrivano i Romani e sottomettono i Celti. E cosa succede? Che i Romani portano nel loro modo di parlare alcune parole che hanno un'origine latina. È il caso, per esempio, del nostro catà, che viene da captare, raccogliere, prendere. Il nostro fröst, che vuol dire che viene da fruere, quindi usato, per noi addirittura logoro, ma in generale usato. Il nostro le cià, piangere, che viene da luctare. E poi ci sono anche parole che derivano da altre lingue, morte o tuttora in vita. Mi viene per esempio in mente la nostra sbrofa, ecco, il verbo sbrofà, che vuol dire innaffiare, viene da tropfen, goccia. Il nostro sbrega, che vuol dire rompere, viene da brechen. Il nostro bicer viene da biker. Lo slavo tato ci dà il nostro tata, che è utilizzato praticamente
in tutti i paesi modi di dire che sono proprio nati, facciamo adesso un salto un pochino più avanti, e che sono nati proprio a Bergamo. Sono delle locuzioni vere e proprie che sono nate qui. Per esempio, indare da, andare a ruota vuol dire mangiare e bere a sbafo, oppure troakel del formai, trovare quello che ci mette a posto, ci rimette a posto, oppure menaggiole, ecco, portare in giro una persona, prenderla in giro. Ci sono poi delle parole che sono considerate intraducibili. Ve ne dico una che non è quella che vi aspettate voi. Allora, la parola trögn significa cocciuto, caparbio, ma non soltanto. A Bergamo trögn non vuol dire soltanto colui che non capisce perché non vuole capire, è anche colui che non capisce perché non ci arriva, di un bambino che è un po' tardo. Noi diciamo le trögn cascelle, vuol dire che non ce la fa, magari anche perché non ha voglia, perché è cocciuto, perché vuole farsi gli affari suoi. Ma guardate quante parole ho dovuto usare in italiano, mentre in bergamasco noi diciamo semplicemente le trögn, quindi vuol dire non capisce, per tutte le ragioni che volete, non capisce. Un'altra parola che senz'altro voi vi aspettate e io ve la porto su un piatto d'argento è pota. Pota. Allora, tutti quanti dicono pota è una parola scurrile, si riferisce all'apparato genitale femminile, per carità, non diciamola, è una parolaccia. Guardate, noi bergamaschi diciamo pota in tutte le salse e non ci viene neanche in mente di pensare che potrebbe essere una roba strana con dei significati, sanno che dicevano anzi che l'uomo è freccia e la donna è vaso. Allora, il nostro pota viene sicuramente da pot, dall'inglese pot, che è contenitore. È vero che i genitali femminili sono anche contenitori, è chiaro, la donna contiene la vita, quindi va bene così. Però il nostro pota è proprio il contenitore, la teiera, no? Nella quale ci sta della roba. E non è vero che è intraducibile, perché se voi qualsiasi frase dove c'è pota in bergamasco la traducete in italiano e al posto di pota mettete ci sta, vedrete che la cosa va benissimo da sé, per intenderci. Vediamo, io faccio una frase, dico, faccio una frase in bergamasco con la speranza che mi capiate tutti. Se io dico, te, e ves che bella ca che la fai su che là, la risposta sarà, pota le shore. Cosa vuol dire? Allora, hai visto che bella casa è riuscito a costruire quello là? Pota, è ricco, quindi ci sta, è ricco, utilizza i suoi soldi facendo una bella casa. Altra frase, io dico, so di una persona che non è stata bene. La incontro per strada e le domando, te, ciao, come stai? E quello mi risponde, pota, e non aggiunge altro. Io che ricordo che questo non è stato bene, penso che ci stia il fatto che ci sta che uno che non è stato bene possa non essere completamente guarito e quindi mi risponde pota per dire sì, insomma, ci sta che io possa anche non star bene. Ce ne sono mille altre di frasi per le quali noi potremmo rispondere pota, ma il pota è tutt'altro che volgare. Il nostro intercalare, in una bella canzone di Luciano Ravasio, c'è questa frase che mi piace ripetervi, pota il dis ai fra quando i se scota. Quindi anche i frati, che sono delle persone religiose, quindi non dovrebbero assolutamente usare delle parolacce, quando si scottano dicono pota. Pota il dis ai fra quando i se scota. Bene, adesso partiamo con le nostre parole in bergamasco. Per conoscere una lingua, perché il bergamasco è una lingua, l'abbiamo detto prima, noi abbiamo bisogno di conoscere i suoi segni e partiamo dalle vocali. Le vocali in bergamasco sono le vocali dell'italiano identiche, salvo due, che sono le vocali celtiche. Guardate come la lingua celtica arriva anche qui, e che sono con la dieresi sopra, e sono la E e la U.
sono le due vocali celtiche. Allora, quando noi scriviamo una parola che ha all'interno o in fondo la A non ha bisogno di essere accentata, a meno che la parola sia tronca. Sapete la differenza fra le parole a seconda delle sillabe che le compongono? Abbiamo va bene. Vi chiedo scusa. Abbiamo delle parole tronche, quindi sità, parlà, sestì, tutte con l'ultima lettera accentata, sono parole tronche. Abbiamo delle parole piane, che sono quelle che hanno l'accento tonico che cade sulla penultima sillaba. Caminada, pensada, sentida, usmada, sciunico che cade sulla penultima sillaba. Abbiamo poi delle parole sdrucciole. L'accento tonico cade sulla terzultima sillaba e quindi sentemel, oppure pensega, oppure ciamemel. Ecco, tutte queste parole hanno l'accento tonico che cade sulla terzultima sillaba. Non abbiamo parole bisdrucciole, non esistono in bergamasco. Soltanto le tronche e le sdrucciole vengono accentate. Quindi quando voi scrivete una parola non dovete accentare le parole piane, ma ci sono delle eccezioni. Allora, vediamo un po'. Se io scrivo la parola sestì, devo mettere l'accento? Qualcuno mi risponda. È una parola tronca. Sestì, saù, sapone. Erità, verità. Vuole l'accento. Certo, vuole l'accento perché è una... Buongiorno signora. L'aspetto al cuore batticuore per lo screening, Certo che vengo. Le mando la data. Va bene, brava, ottimo. Scusateci, io e la signora abbiamo una conoscenza anche di carattere medico. Allora, brava signora, ci vuole l'accento perché è una parola tronca e tutte le parole tronche vanno accentate. Adesso ve ne dico un'altra. O faccio una bella camminada. Ci vuole l'accento o no? È una parola piana. Qualcuno mi risponda togliendo, aprendo... No. No. Penso di no. Brava Valeria, non ci vuole l'accento perché è una parola piana. Adesso dico... Prestamelo. Ci vuole l'accento o no? Non ho sentito. Prestamelo. Ghelle o il temperì, prestamel. Hai il temperino, prestamelo. Prestamel. Secondo voi ci vuole l'accento o no? Sì. Certo, ci vuole l'accento perché è una parola sdrucciola. Bravissimo. Signor Riccardo? No, Giorgio? Ah, scusatemi. Perfetto. Allora, l'accento però, quando l'accento tonico cade su una sillaba dove ci sono la vocale e oppure o, l'accento ci vuole sempre, anche se è una parola piana. Perché? Perché sia e che o hanno due tipi di accento, un accento largo e un accento stretto, un accento aperto e un accento chiuso. Se io voglio dire le belle, l'accento è aperto, quindi ci vuole un accento, l'accento aperto che è l'accento grave. Se io voglio dire ve con me, dico due parole con una E stretta, vieni, ve con me stretta, ci vuole l'accento, certo, ma l'accento chiuso, cioè l'accento acuto. Che differenza hanno questi accenti? Ve lo dico graficamente. L'accento grave, cioè largo,
comincia in alto a sinistra. Un attimo, andiamo avanti. Scusatemi, ogni tanto leggo delle robe, quindi mi fermo, perdonatemi. Invece l'accento acuto, o quindi l'accento stretto, e va sulla E o sulla O, va dall'alto di destra in basso a sinistra, per così. È chiaro? C'è una signora che mi dice di sì, con la testa. Sono gli accenti gravi e acuti che si utilizzano anche nella lingua francese. Certo, anche nella lingua francese, perché appunto certe cose, certe parole ci vengono anche dal francese, ma i galli poi erano francesi. Allora adesso sentire voi. Valeria, se io scrivo me da, nel senso di bisogna andare, me da, che accento userò? Largo o stretto? Non diciamo più grave o acuto che fa confusione, diciamo largo o stretto. Me da. Occorre andare. Valeria mi risponde? Mi apre il suo microfono? Sì, scusa, penso con l'accento. Occorre andare. Me da. Sì. Che accento sarà? Menda. Mhm. Non ho sentito. Allora, se io dico la frase me da, occorre andare, Sì. ho bisogno dell'accento largo o dell'accento stretto? Penso stretto. Non ho detto me, ho detto me, nel senso occorre. Quindi ci vuole un accento largo. Rimanga sempre largo. Mamma mia, si interrompe sempre qua. Non si sente, a volte non si sente. Si è bloccata adesso. Grazie Valeria, ma mi sente bene. Giorgio, lei mi sente? Salta spesso la sua voce, per cui non capiamo abbastanza bene le parole che dice. Sì. Si sente a rate. A rate, sì, è vero. A sillabe. Mi spiace. Sì, facciamo fatica a seguire. Giorgio, lei ha capito me da? Sì, sì. Perfetto. L'accento lo voglio largo o lo voglio stretto? Come lei lo chiama, largo. Largo. Se io dico che una cosa è possibile, l'è possible, sarà largo o stretto? Non stretto. ci vuole. Non ci vuole. Possible. L'accento è sulla I, quindi no, sulla I non si mette. Bravo, qua vi volevo. In una parola occorre mettere un solo accento. Siccome l'accento tonico va sulla I, la E potrebbe essere larga o stretta o lunga o larga, non si accetta. Bravo. Ogni parola vuole un solo accento. Bravissimo Giorgio, bravo. Ma lei Giorgio scrive il bergamasco? Lo conosce così bene da scriverlo? Sì, signora, e infatti ne approfitto per dirle, io mi trattengo dal sostituirla, ecco, ma però leggo e scrivo correntemente il bergamasco. Scusatemi. No, io allora, non voglio interferire troppo, ecco, quindi lei dia pure attenzione a tutti gli altri amici che seguono. invece io la prego. Io ho bisogno di verifiche, eccetera, però per quello che seguo. Io però la prego di intervenire se vuole integrare quello che sto dicendo io, quindi mi fa molto piacere se lei interviene. Vabbè, d'accordo, grazie della fiducia. Grazie a lei. Bene, allora, bravissimo Giorgio che ci ha detto che ogni parola ha un accento solo. Allora, adesso io vi dico questa parola, inötel. Secondo voi dove va l'accento? Qualcuno che non sia il signor Giorgio mi risponda. Sulla E? Nella U. No, la U non c'è. Quindi chi mi ha detto che deve... Inötel. Inötel. Oh, perfetto.
l'accento andrebbe sulla O di inötel, vocale celtica, ma siccome ha la dieresi quando l'accento arriva su quella sillaba lì, funge da accento e quindi l'accento non si mette. Ma se io dico la parola piuttosto, dove metto l'accento? Per me sulla O di host, piuttosto, perché la prima O ha la dieresi. Ma non è accentata, brava. Bravissima, quindi possono coesistere la dieresi e anche l'accento. Bravissima, ma siete dei mostri, veramente. Non capisco cosa faccio qui. Benissimo, bravi. Adesso io vi propongo una frase. Riesci a, Mauro? Adesso il nostro Mauro ci fa vedere una frase. Eccola qua. Allora, questa frase è riportata sul Giopì, che è il giornale, il quindicinale del Ducato di Piazza Pontida. Qualcuno di voi è capace di leggerla? Che non sia il signor Giorgio, in questo caso? Leggo io. Però, perdoni signora, c'è Sì. comunque un errore di accentazione nella parola sota. Certo, l'ho visto. Grazie, mi perdoni. Ma no, l'ho visto e adesso ci arrivavo. Qualcuno di voi riesce a leggerla, questa frase? Posso leggere io? Sì, non so chi sia lei. Monia, Fratus. Ah, brava, Monia. Bene, pronti. Tenga conto che Sì? ce l'ha ricordato il signor Giorgio, ma l'avevo visto, purtroppo mi è scappato perché mi scappano tantissime volte. Sota. Sì? Carattere. No, non è colpa mia, ma è meraviglioso. È stata trascritta male. Meno male, è il nostro Mauro che l'ha scritta male. Comunque la parola sota vuole l'accento stretto, quindi girato dall'altra parte. Per il resto, per piacere, vi venga la signora Monia. Carattere della razza bergamasca, chiama de rar sotto la sender brasca. Bravissima, me la sa anche tradurre? Sì, il carattere della razza bergamasca si infiamma raramente, ma sotto la cenere c'è la fiammella, che comunque... La brace, non la fiammella. La brace. La brace. Allora, cerchiamo di analizzare in maniera grammaticale questa frase. Cominciamo da carattere. Che cos'è carattere secondo voi? Carattere. Carattere, ma che cos'è? È un verbo? Soggetto. No, lasciamo stare, parliamo di analisi grammaticale, non di analisi logica. Nome. Il nome, bravissima. Che caratteristica ha? Guardiamolo bene. Ha l'accento sulla A? Un accento sulla A, perché tutte le parole che finiscono per consonante devono essere accentate. Sempre nello stesso punto? No. Dove cade l'accento tonico? In questo caso, sentite, carattere. In questo caso cade l'accento tonico sulla penultima sillaba, ma siccome finisce in consonante, bloccata. Anche se è un... Puoi gentilmente ripetere? Allora, carattere ha l'accento sulla A, pur essendo una sillaba accentata, la penultima sillaba viene accentata comunque perché la parola finisce in consonante. Tutte le parole che finiscono per consonante devono essere accentate. Nello stesso punto chiedevo, no, dipende da dove cade l'accento, ma tutte le parole che finiscono per consonante devono essere accentate. Quindi, carattere, l'abbiamo visto, de, che cos'è de? Preposizione semplice. Preposizione semplice che sostituisce l'italiano di. La razza. Articolo la. Che articolo è?
Determinativo. Bravo. Che è quello che mi risponde? Menek? Bravo. Determinativo femminile, naturalmente, singolare, naturalmente, perché l'articolo si accoppia col nome, quindi deve avere lo stesso genere, lo stesso numero. Allora, quali sono gli articoli in bergamasco? Qualcuno di voi li conosce? All, brava. Lo devo accentare. Lo devo accentare con la O stretta, all? Qualcuno mi risponde? No, brava. Non si accenta, l'articolo non si accenta. Bene. All, poi, dopo all? La femminile, ma all era maschile. La femminile, poi? E siamo sempre per i determinativi, I è il plurale, sempre il determinativo. Ma che differenza c'è? La voce non si sente, va via. Fra l'articolo determinativo plurale maschile e l'articolo determinativo plurale femminile, che differenza c'è? Nessuna, i fomne e iom. Perfetto, nessuna. Quindi iscec, iscete, i noni, i none, i oche, i caai. Sempre i. E poi ci sono degli altri? C'è Öna e U. Bravo Tarcisio, ma sono gli indeterminativi. Arrivo dopo. Siamo sempre ai determinativi. C'è ancora qualcosa, Mi permette, signora? Certo. Allora, credo che in questo caso bisogna sottolineare il fatto che noi parliamo di bergamasco, però lei ci sta insegnando, diciamo così, il bergamasco cittadino. Purtroppo. E appena usciamo fuori possono esserci delle difficoltà. Voglio dire, nel mio dialetto materno, la differenza tra l'articolo maschile plurale e femminile plurale c'è. Ecco, per cui dobbiamo un attimo sottolineare questo. Ecco, parliamo del dialetto cittadino o dei dintorni. La ringrazio moltissimo, bravo. Ecco, se permette, la seconda cosa, sempre vorrei tornare un attimo sulla preposizione de. Sì. È giusta la mia presunzione di non accentare mai le parole in posizione deboli, perché la E teoricamente dovrebbe portare un accento o largo o stretto, però nelle preposizioni che non sono in funzione proprio tonica, diciamo, non si usa mai l'accento. No, mai l'accento. Mai. Grazie. Preposizioni assolutamente mai. Sì. Mi piace molto la precisazione che ha fatto il signor Giorgio. Purtroppo io devo dirvi che ho una limitazione molto grande, che è questa. Io vi propongo il dialetto cittadino, perché è l'unico che conosco. Del resto, se io mi dovessi proporvi dei dialetti diversi, dovrei proporvi un dialetto per ogni paese della Bergamasca, perché basta andare a 2 chilometri da una parte o dall'altra che parlano in maniera diversa, quindi non sarei mai in grado di farlo. Però a vantaggio del dialetto cittadino vi dico anche che è il più vicino all'italiano, quindi alla fine è quello che riusciamo meglio a capire tutti quanti, pur venendo da paesi diversi. Scusatemi, ma io proprio ho questa limitazione, conosco solo il dialetto cittadino. Io chiedo scusa, mi dispiace tanto, ma non posso farci niente. Quindi ve lo prendete e ve lo portate a casa così com'è, cioè così come lo conosco io, purtroppo. E il signor Giorgio notava, per esempio, che in molti paesi si dice I per i maschi e le per le femmine, ma in città non è così, I e I. Ma c'è ancora qualcosa fra gli articoli determinativi. Sempre parlo di singolare e non di plurale. Vediamo un po'. Se io dico l'orso, c'è un articolo? L con l'apostrofo. Brava, L apostrofo. Se io dico l'oca?
L apostrofo. L apostrofo, quindi c'è anche LL. Ma poi c'è anche un'altra possibilità. L'ofono in questo caso metteremo dopo la L, l'orso, l'oca, l'asen, mettiamo L e poi mettiamo l'apostrofo, come in italiano. Però se io voglio dire mio padre, il me padre, non necessariamente o il me padre. Posso dire il me padre? Sì, posso dirlo. In questo caso però l'apostrofo non va dopo la L ma prima. Perché è lì della O. Quindi il me padre, il me nono, il me zio, il ca, sta attento, del ca, il cane. Però questo vale solo per il maschile. Vale per il maschile, sì, assolutamente, sì, no, oddio, sì, vale per il maschile, sì, va bene per il maschile. Quindi ci sono anche queste possibilità, anche questo è un articolo. Bene, passiamo, come diceva giustamente Tarcisio, agli articoli indeterminativi. Tarcisio, quali sono? Si ricorda? E una. U e una. Benissimo. Se io dico una sceta, u scet. E se io dico un uomo, cosa devo dire? No. Un om. E se io dico, devo mettere l'apostrofo? Sì. No. Perché esiste l'articolo un. Quindi un homme, un ingénieur, un apostrofo assolutamente, perché l'articolo. E purtroppo si perde molto, non si sente bene. Perdiamo molte cose, almeno io perdo molte cose. Fare, Mauro? È vero. Non si sente bene. Ci affidiamo a Mauro per la prossima volta, che faccia presente a questi signori che Dalle. e vi saluto qui perché sono arrivate le 19:30, quindi noi abbiamo Una domanda. Gli articoli non vanno mai accentati, giusto? Gli articoli non vanno, no, assolutamente. Vanno con l'apostrofo quando serve, ma accentati mai. Andiamo avanti la prossima volta sempre in questa frase, la finiamo e poi proporrò un altro testo. Signori, grazie, è stato un piacere stare con voi. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao a tutti. Grazie mille. Grazie, buonasera. Ciao Valeria. Ciao a tutti.